Ulteriore passo avanti oggi in prima commissione verso il referendum sull'autonomia. Ieri è stato siglato l'accordo tra Consiglio e Giunta per la parte organizzativa. Oggi siamo andati ad aggiustare il tiro per quanto riguarda la legge 15 del 2014, con il quale la Corte Costituzionale ci lascerà finalmente ad esprimerci sul tema dell'autonomia. Cosa abbiamo modificato? Due elementi soprattutto che riguardano i costi. Abbiamo diminuito di 2 milioni di euro i costi necessari e abbiamo dato la possibilità al Presidente Zaia di indire questo referendum anche fuori da una scadenza elettorale nazionale, così come era previsto dalla vecchia legge. Quindi questo ci aiuterà a scegliere il momento più opportuno per dare voce ai cittadini su questo tema. Non siamo d'accordo a modificare la legge sul referendum e sull'autonomia per due motivi. Il primo perché il Presidente Zaia non ha ancora riferito al Consiglio se e come stia procedendo la trattativa con il Governo, e per noi questo è fondamentale ed è anche il contenuto della legge attuale. E secondo motivo perché questo rischia di farci sottoporre nuovamente al giudizio della Corte Costituzionale e allungare i tempi, e sarebbe non un guadagno per l'autonomia e per il pronunciamento popolare, ma un'ulteriore perdita di tempo.